Una vasta operazione contro i patrimoni delle cosche dell''Ndrangheta è stata eseguita nella capitale da parte del ROS dei Carabinieri e dello SCICO e del GICO della Guardia di Finanza, che stanno procedendo al sequestro di società, attività commerciali, abitazioni ed autovetture di lusso per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro. I provvedimenti disposti dal Tribunale di Reggio Calabria su proposta della locale Procura distrettuale antimafia riguardano prevalentemente gli investimenti della Cosca Alvaro di Causoleto di Reggio Calabria nel settore della ristorazione, comprendenti anche esercizi pubblici della capitale molto noti. Tra questi il Café de Paris, il noto locale di Via Veneto a Roma, da cui il nome dell'operazione, e il George's Restaurant, lo storico locale della Dolce Vita che fu svenduto nel 2005 per 250.000 euro a un barbiere calabrese di Santo Stefano di Aspromonte, Damiano Villari, ritenuto dagli inquirenti affiliato alla Cosca Alvaro Palamara. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati presso la Procura Nazionale Antimafia. Ufficialmente il capo Cosca, Vincenzo Alvaro, risultava dipendente con le mansioni di aiuto cuoco di uno dei ristoranti sequestrati.